Ok Google, accendi le luci. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi, come potete aver capito, andremo a costruire un cabinato arcade utilizzando uno schermo CRT. Cavolo! Questo è un progetto che mi è stato commissionato, ma purtroppo non lo vedremo terminato al 100%, perché il cliente voleva un progetto work in progress da terminare con le sue mani. Il mio compito era soltanto progettare e realizzare tutta la struttura. Ho accettato di realizzare questo progetto principalmente perché era qualcosa che non avevo mai fatto prima e uscire dalla zona di comfort e mettermi alla prova con sempre nuove sfide è il miglior modo che ho di crescere. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina qua sotto per non perdervi tutti i prossimi progetti. A tal proposito, questo è il mio ultimo progetto qua all'interno del mio laboratorio. Rimani fino alla fine del video per saperne di più. La particolarità che mi ha fatto accettare questo progetto è sicuramente l'inserimento di un monitor CRT e non di un più semplice e scontato TV a schermo piatto. Prima ancora della progettazione con Fusion 360 ho iniziato a realizzare una cornice di supporto per il monitor. Ho utilizzato delle travi in abete piallate a misura per matchare perfettamente con lo spessore della TV. Una volta asciutta la cornice, ho usato la TV come guida per tracciare i contorni e ho ritagliato gli eccessi semplicemente con il seghetto alternativo. Infine, per rinforzare tutta la cornice, visto che comunque la TV ha un peso non indifferente, ho deciso di rinforzare tutta la struttura con delle spine in faggio. Un paio di aggiustamenti e fitta tutto alla perfezione. Per fissare la TV alla cornice ho utilizzato le stesse viti originali che fissavano la TV alla struttura in plastica. Questa cornice per fissare la TV mi serve soprattutto per dare delle dimensioni finite che mi serviranno nella prossima fase di progettazione. Sono partito da un progetto già fatto, quello di Bob Clagett del canale americano I Like to Make Stuff. In vendita sul suo store trovate tutti i PDF per realizzare il vostro cabinato. Io l'ho utilizzato per avere un confronto su dimensioni e inclinazioni delle parti. Comunque vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. In questa fase andremo a realizzare tutte le parti che ci servono per avere il cabinato delle dimensioni che mi sono state richieste. Quindi 180 cm di altezza, 75 di larghezza e 90 cm da terra alla pulsantiera. Il cabinato è composto principalmente da tre parti, la parte superiore, la control box e la base. Oltre a queste vanno aggiunti anche i due fianchi, la pulsantiera e la cornice che abbiamo appena fatto. Come vi dicevo, la cornice mi serviva, oltre per dare supporto alla TV, per avere delle misure facili da calcolare per costruire il cabinato intorno all'ingombro della TV. Quindi sono partito per prima cosa col creare la parte superiore. Questa che è 620. La sagoma è stata disegnata, ho utilizzato queste due parti del pannello che sono già squadrate e dritte. Taglierò utilizzando il seghetto alternativo, la linea rossa è dove mettere la riga e questa è dove passerà.
dove sarà la linea di taglio. Nei punti ora qua cerchiati dovrò andare a fare nella parte più esterna un foro, così da permettermi di fare la curva. Sono 1, 2, 3, 4 tagli, speriamo mi vengano bene. Adesso mi sta venendo una sta venendo. Ok, questa è la prima parte fatta. Ho avuto alcuni problemi col seghetto alternativo, come vedete, probabilmente la lama non era adatta o ho impostato male il seghetto. Comunque questo adesso ha le misure giuste, ci sono stati qualche piccolo errore, per cui ora cercherò di fare in un modo diverso. Utilizzo il seghetto alternativo per ritagliare grossolanamente la forma e poi taglio tutto alla squadratrice. Questo porterà delle conseguenze, ma in teoria non cambia niente, per cui proviamo così. Arrivato a questo punto ho praticamente tagliato tutti i pezzi. Proviamo ad assemblare la parte superiore del cabinato e a inserire il tubo catodico. Ora quello che devo fare per incastrare il frame per il tubo catodico è tagliare la parte bassa a quest'angolo qua, 67,3. Questo per quale motivo? Dietro c'è uno stop per la cornice, quindi la cornice cosa fa? Va in appoggio qui e va in appoggio sotto. Quindi ora taglierò questa parte dietro a 67,3. Fondo tagliato, voilà, zero gap, figata, zero gap. Ora l'ultima parte che mi manca è provare a installare il tubo catodico. So che è una cosa che non dovrei fare da solo, ma la scimmia di vedere se entra tutto, se fitta, se ci sta, come montarlo e come no, è alta, quindi ci proverò, crociamo le dita, spero che vada tutto bene, altrimenti ho un ottimo contenuto in cui rompo qualcosa o mi faccio male, che so che apprezzate molto.
Perfetto, c'è stato tutto e sembra essere andato tutto per il verso giusto. Questa è la parte sicuramente più complicata del progetto, le altre due sono una zona centrale dove mettere la console con tutti i pulsanti e poi la base che terrà su tutto. Questo è il retro e questo è il davanti. Cornice per la TV è venuta veramente bellissima. Buongiorno, ieri abbiamo lavorato sulla parte superiore del cabinato, oggi cercheremo di lavorare sulla parte della pulsantiera principalmente, se ci avanza tempo faremo anche la base, quindi cominciamo. La base della pulsantiera è così composta, qua sopra verrà appoggiata la parte superiore, questa è la vista a fianco e questi sono è il pannello con le quote di tutti i tagli. Comincerei quindi dal pannello più grande. A questo punto del progetto taglio tutte le parti che comporranno sia il control box della pulsantiera sia la base. Beh, che dire, mi ha spappolato fare tutti questi tagli, oltre che aver fatto una quantità di polvere che poche volte avevo visto. L'MDF è veramente un materiale strapolveroso e detto questo sono stufo e non ho voglia di continuare. Questa prima parte sono tutti i pezzi che comporranno la pulsantiera, questi qua sono tutti i pezzi che compongono la base, sono già la maggior parte finiti già a misura, alcuni da terminare, soprattutto quelli dove vanno i tagli ad angolo, e quelli lì sono i fianchi da ritagliare, parte più difficile in assoluto. Buongiorno a tutti, altra giornata a lavorare sul cabinato. Oggi è già tardi perché comincio alle 11:30, dobbiamo fare la parte della pulsantiera, perché senza perdere troppo tempo partiamo. No! La prossima parte da fare è la base, che è composta da queste tre parti, che è il top, il bottom e il middle. Qua questi qua devo fare questa sagomatura. Siccome devono essere tutti e tre uguali, li ho fissati insieme utilizzando tre viti nel centro, dove sono certo che non andrò a colpire con la lama. In questo modo posso squadrarli tutti insieme e realizzare tre pezzi che una volta separati sono identici, ed evitare e abbassare di molto la percentuale di errore.
Come si può intuire, ora passiamo a fare la pulsantiera. Questo qui è il pannello frontale, che è questo qui appoggiato. Ci sarà postazione 1, postazione 2. Questi due sono altri due pulsanti, quelli per le vite, mentre qua sotto ci saranno i due pulsanti per i coin. Per fare questi fori precisi mi sono stampato dei template che basta appoggiare esattamente nell'angolo lì in fondo. Una volta fissati non mi resta che fare un punto col marcatore e passare i fori, fare questi due, questi qua, e installiamo tutti i pulsanti. Il montaggio delle leve è stato un po' più complicato di quello dei pulsanti. Per installarle ho dovuto usare il rifilatore per fare un incasso, altrimenti la leva, che è montata su un pannello da 19 mm, sarebbe sbucata fuori poco e quindi sarebbe stata scomoda da usare per il giocatore. Quest'ultimo passaggio ha necessitato anche della creazione di due piccoli supporti che tenessero le leve ben salde sulla pulsantiera, non tanto perché altrimenti si sarebbero staccate, ma so bene come questi giochi ti fanno perdere la pazienza e sarebbe bastato solamente un pugno per sfondare tutto. Ora sono a prova di pugni. Qui ho preparato questi due pezzi di legno a cui andrò a incollare la pulsantiera. Utilizzo un misto di colla per legno e colla cianoacrilica abbinata al suo attivatore, così da avere un incollaggio temporaneo rapido e una volta asciutta anche la colla per legno un fissaggio definitivo. Questo permette al cliente di accedere al di sotto della pulsantiera in modo semplice e veloce. Siamo addirittura di arrivo con questo progetto e ora tocca alle pareti laterali. Come già fatto con altri pezzi, unisco i due pannelli con delle viti e disegno la sagoma da ritagliare. Utilizzo la combinata e il seghetto alternativo per ritagliare tutti i pezzi.
Per fissare le pareti laterali faccio dei fori a tasca sulla base e semplicemente dei fori passanti sulla parte superiore. Per la pulsantiera attacco i due fianchetti, con 2 viti ciascuno, poi collego i pulsanti e installo l'insegna con 2 clip a pressione e ci siamo! Cabinato arcade terminato! Mission all over! Ecco qua, signore e signori, il cabinato è terminato e funzionante. Che cosa ho imparato da questo progetto? Principalmente 3 cose. Una, che l'MDF è un materiale molto polveroso e nelle giunzioni in alcuni punti non è proprio così resistente, per cui se dovete realizzarlo anche voi vi consiglio di utilizzare il multistrato. Secondo, utilizzare una TV CRT, ovvero a tubo catodico, è una scelta perfetta per un progetto del genere per 2 motivi principali. Uno, i colori sono molto più vividi rispetto a una TV al plasma o a LED, a meno che voi non usiate una TV OLED, allora in quel caso è differente, ma soprattutto la possibilità di utilizzare la pistola per sparare con quei giochi lì che con le TV moderne non si potrebbe fare. Terzo, la progettazione è stata una parte complicata, divertente ma indispensabile per portare a termine un progetto di questa grandezza. Ora passiamo alle novità. Se non fai parte della community o non ti interessa, noi ci salutiamo ora. Ti ringrazio sempre di essere rimasto fino alla fine del video. Iscriviti e lascia un bel like se questo progetto ti è piaciuto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video. Se ne sono andati? Se sei rimasto fin qua, io ti ringrazio per far parte di quel gruppo di persone che è interessato a quello che faccio. Come avrai notato, nel mese di settembre non sono stato presente sui social, non è successo niente di grave, ma solamente mi sono concentrato a lavorare dietro le quinte su vari progetti. A tal proposito posso dirti che da oggi io sono un maker a tempo pieno e quindi d'ora in avanti vi porterò molti più contenuti e molto più frequentemente. Quindi ora che cosa ho deciso di fare? Per un periodo andrò da Jack of the Ever a lavorare insieme su alcuni progetti. Per chi non lo conoscesse, in 3, 2, 1. questo è molto importante per me perché da loro avrei il confronto che qui mi manca e come vi dicevo già in questo video passato, il confronto è una delle cose più importanti per me. Nessuno arriva da nessuna parte completamente da solo e per me potermi confrontare vuol dire crescere e imparare più in fretta, oltre al fatto che da loro avrei la possibilità di lavorare a progetti e con attrezzature che per le risorse che ho ora per me sono inaccessibili. Quindi che dire, oggi comincia un nuovo capitolo della mia vita e sono veramente molto emozionato per questo. Se volete seguire il mio percorso da maker alla prova sempre con nuove sfide e imparando cose nuove, vi invito a iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Se invece volete rimanere più aggiornati, seguitemi su Instagram per scoprire tutto in anteprima di quello che mi circonda. E niente, ecco, era tutto, io vi saluto e vi ringrazio sempre e ci vediamo presto con un nuovo video.